Rieccoci nuovamente in studio, siamo in diretta, vi presento subito l'ospite che è qua con me, Fortunata Pizzaferro, vicepresidente Ordine Psicologi di Treviso. Del Veneto. Del Veneto, ecco, anche sbagliato, del Veneto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, partiamo subito da una domanda che tutti si pongono, insomma è terminata, no, non è terminata, ma siamo in una situazione insomma di quasi normalità, abbiamo ricominciato un po' la vita insomma quotidiana e normale, quella che eravamo abituati 2 anni fa, ma c'è stato un fenomeno che è quello insomma un po' del disagio, un po' dei minori, problematiche insomma legate ai minori. Guardiamo quello che è accaduto a Jesolo con tutte le sere, una movida dove ragazzi e ragazzini insomma piccoli, perché insomma 14 e 15 anni sono piccoli, che si ubriacano, poi scattano le risse e tutti dicono ma questo è un po' un fenomeno che è derivato dalla pandemia. Ma è possibile? La pandemia è la giustificazione per questo? No, probabilmente la nostra memoria storica non ci riporta indietro nel tempo, al fatto che comunque anche in precedenza il fenomeno di adolescenti e preadolescenti che già bevevano, che già stavano fuori la notte e che facevano dei comportamenti troppo impulsivi, soprattutto quando si ritrovano in branco, era già molto comune. Forse nel tempo lo abbiamo ignorato e ora tendiamo a vedere la pandemia come quella cosa che ha portato a galla una serie di problematiche che comunque c'erano anche prima e che abbiamo ignorato. Ecco, cosa si può fare? Perché noi abbiamo parlato anche con il sindaco di Jesolo, insomma diceva ogni fine settimana diventa una tragedia, nel senso addirittura stanno lì dal venerdì alla domenica, bevono tantissimo, poi basta un non niente per scatenare la lite o la rissa, poi rischiando poi di farsi anche male oltretutto veramente. Beh, quello che dovremmo fare è non pensare sempre a un intervento nell'emergenza, che è purtroppo quello che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo, perché siamo stati in una fase di acuta emergenza, ma se vogliamo veramente aiutare questi ragazzini nella loro crescita dobbiamo pensare a dei programmi strutturati nel tempo, dei programmi soprattutto di prevenzione. Io non sono tanto preoccupata del fatto che ci siano in questo momento delle serate particolarmente allegre o alcoliche, ma sono preoccupata del fatto che non ci siano dei programmi strutturati, per esempio nelle scuole, di sostegno alla crescita psicologica dei ragazzi. Nell'ultimo anno ci sono stati dei progetti a termine, un investimento della durata di pochi mesi, ma per esempio non sappiamo ancora nel prossimo anno questi programmi saranno confermati. Non si può pensare a un'evoluzione della personalità di questi ragazzi se continuiamo a lavorare solamente sull'emergenza. Ecco, secondo lei quindi insomma al rientro dalle scuole a settembre ci dovrebbe essere un progetto, qualcosa per aiutarli, anche per aiutarli dopo questi 2 anni che sono stati comunque difficili non solo per tutti ma soprattutto anche per loro? Sono stati sicuramente difficili per tutti, ma dobbiamo ricordarci che questi 2 anni sono stati un momento di particolare scossa che si mostra in particolare sulle persone che erano già fragili, sulle persone vulnerabili. È stato un po' come un terremoto con frequenti scosse, ma noi sappiamo che il terremoto comunque distrugge solo le case che già erano costruite male. Le case con le solite fondamenta comunque hanno solamente piccoli danni. Quindi dobbiamo pensare che tutte le problematiche che ora stiamo vedendo erano già presenti in precedenza, semplicemente le abbiamo trascurate, quindi dovremmo sì pensare a degli investimenti, ma degli investimenti duraturi sulla salute psicologica dei giovani. Secondo lei come sarà il prossimo anno scolastico in questa situazione, insomma, dove i ragazzi per lo più hanno fatto la didattica a distanza, per cui il rientro in una struttura con delle regole, e secondo lei ci sarà qualche difficoltà per loro? Beh, io spero soprattutto che sia un anno in cui non devono vivere la giornata e in cui non devono domandarsi ci sarà un giorno in cui potrò tornare in presenza, quando sarà quel giorno. Ecco, spero soprattutto che non sia un nuovo anno in cui devono scoprire la sera che cosa faranno la mattina, perché l'adolescenza è comunque quella fase in cui viene messa in discussione l'autorevolezza degli adulti. Questo già sarebbe sì, è il compito evolutivo, quindi esatto. È giusto che la mettano in discussione, però se dall'altra parte abbiamo un adulto che non può essere autorevole perché non sa bene che cosa fare, non può trasmettere
mettere nell'adolescente l'idea che ci sia un contenitore che può contenere queste sue angosce. Ecco, lei ci parlava della scuola, da parte invece delle famiglie, cosa possono fare? Ci sono dei segnali da tenere presenti? Perché insomma io ho una figlia di 20 anni, ma se avessi una figlia di 15 anni che magari va a Jesolo, come faccio a capire magari che si ubriaca? Perché ovviamente quando tornano a casa di certo non lo sono. Come fanno a capire che c'è qualcosa che non va in realtà? I segnali possono essere tanti. Gli adolescenti normalmente sappiamo che tendono a parlare poco in famiglia, però un adolescente che ha una vita a sé completamente separata, di cui i genitori non sanno nulla, questo per esempio è un segnale da cogliere e da dire prima che cosa faccio per questo problema, perché il momento ultimo in cui si ubriaca è solamente la punta dell'iceberg. Se viene a casa e io non mi accorgo, vuol dire che non so nulla anche di quali sono le sue amicizie, di quali sono le sue abitudini, di quali sono anche i suoi pensieri e le sue emozioni. Quindi devo comunque lavorare con i molto. ragazzi. Parlare, conoscerli, non essere invadenti, perché voler parlare con i ragazzi nei momenti in cui loro non sono pronti rischia di essere controproduttivo, ma far sapere ai ragazzi che si è sempre disponibili ad ascoltare, che si può ascoltare, si può anche accogliere il loro disagio, i loro dubbi, i loro pensieri, perché ricordiamoci che spesso i comportamenti impulsivi sono semplicemente il frutto di un'ansia, di un'angoscia, del pensare di non essere adeguati nella loro vita, nella società e con i loro pari. Ecco, questo è un problema per quanto riguarda i giovanissimi, però c'è un altro problema che è entrato prepotentemente proprio nell'ultimo periodo, che è quello delle persone fragili con qualche disagio, insomma, psichiatrico. Parliamo perché non è successo solo qui nella Trevigiano, lo ricordiamo, con il delitto di Moriago della Battaglia, ma è successo anche a Roma, è successo anche con il ragazzino che ha ucciso la sedicenne a coltellate, e tutti si domandano che cosa accade, cosa manca, perché sta accadendo, perché in questo momento è uscito questo fenomeno così in maniera così insomma prepotente. Cosa si può fare? Non vengono seguiti, ci vorrebbero delle strutture? È un fenomeno sicuramente complesso. Ora non vorrei che si pensasse che è emerso in questo momento perché ci sono stati 1, 2 o 3 casi che, per quanto siano soggettivamente dolorosi, sono comunque casi isolati. Possono essere emersi in questo momento anche perché l'occhio si dirige a questi casi, però se noi vogliamo guardare effettivamente quali sono i veri pericoli della nostra società, non sono questi agiti delle persone fragili. È importante per me sottolineare il fatto che le persone psichiatriche non sono statisticamente pericolose, sono dei casi veramente isolati. Se vogliamo parlare veramente di qual è la violenza pericolosa, è quella a cui noi diamo una spiegazione, è per esempio la violenza all'interno delle famiglie, la violenza all'interno delle coppie. Spesso questi casi ci attirano perché ci sembrano appunto incomprensibili, inspiegabili. Certo. E quindi cerchiamo di dare una spiegazione, ma la violenza che dovrebbe preoccuparci è quella a cui diamo una spiegazione, quando diciamo è frutto della gelosia, è frutto del non accettare una separazione. Episodi che invece sono statisticamente rilevanti sono quelli che giustifichiamo e che tendiamo a non vedere, di cui tendiamo a non parlare. Invece questi sono singoli casi, sì, importanti, ma ricordiamoci che non è quello il vero rischio. Sono statisticamente molto rari, come può essere molto raro essere colpito da un fulmine, mentre noi dobbiamo essere preoccupati di altre forme di violenza alle quali sì, dobbiamo cogliere i segnali. Secondo lei questa pandemia ha messo in risalto, insomma, accentuato questi fenomeni? Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Sicuramente, insomma, mi scusi, per il discorso familiare sicuramente sì, perché la pandemia poi purtroppo ha costretto famiglie a rimanere magari nella stessa casa, e quindi ha sicuramente ampliato il problema. Certo, per avere delle certezze dovremmo avere dei numeri. Cominciano ad esserci alcune ricerche, sappiamo che alcuni disturbi, per esempio i disturbi del comportamento alimentare, l'anno scorso hanno avuto un aumento del 30%, altri tipi di patologie, per esempio il gioco d'azzardo, sembrano diminuite perché non si poteva giocare, però non sappiamo che cosa accadrà nel dopo, se ci sarà un effetto di ritorno.
È realistico che il lockdown sia stato un elemento catalizzatore appunto per queste persone che avevano già delle fragilità e che quindi abbiano subito il colpo e in questo momento esprimano tutta l'ansia, l'angoscia, la paura e le restrizioni che hanno subito prima. Però, come dicevo prima, dobbiamo ricordarci che è come un terremoto che ci ha fatto notare quali sono le case che già avevano bisogno di un intervento, ma questo intervento deve essere strutturale, non dobbiamo andare continuamente semplicemente a tappare dei buchi, altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno con un altro evento avverso che fa succedere le stesse cose. Ecco, lei ci diceva prima ci vuole una rete importante fra varie forze per riuscire un po' a risolvere neanche arginare questa problematica. Sì, soprattutto rispetto anche ad alcuni casi che lei ha citato di cronaca, quello che mi colpisce per esempio è che si dica sempre anche nei giornali non aveva amici, non parlava con nessuno, i vicini dicono che anche questi sono dei segnali da cogliere, sicuramente le persone sempre fragili... troppo tardi però poi vengono colti. Ecco, sono segnali che vengono ignorati anche perché c'è una responsabilità diffusa, tutti pensano che sia compito di qualcun altro fare qualcosa, quindi sicuramente è fondamentale che ci siano i servizi che prendono in carico queste persone, però i servizi non possono prenderle in carico 24 ore su 24 e soprattutto non possono sapere cose che non vedono, mentre la famiglia, i vicini, gli amici se ci sono, possono vedere questi segnali e attivare una rete di protezione. Che sono, ci dicevano le famose sentinelle, cioè chi sta proprio vicino alla persona che può cogliere qualcosa che non è, magari ovviamente i servizi magari con cui non riuscivano a cogliere. Ma noi abbiamo sempre parlato del fatto che ad esempio per Moriago questa persona da 3 mesi non aveva più la terapia, non prendeva più la terapia. Questa è una legge per cui non si può obbligare nessuno, ma in quel caso molti si domandano, ma in quel caso non è possibile magari seguirlo maggiormente? Allora, che non si possa obbligare nessuno in generale non è vero, perché sappiamo che nei momenti in cui c'è un franco delirio o nei momenti in cui si mostra che la persona non può riuscire a contenersi c'è comunque il trattamento sanitario obbligatorio, ma comunque è un'estrema ratio al quale si arriva nei momenti in cui ci sono appunto dei segnali chiari e dei segnali che qualcuno dà. Quindi sicuramente più che sentinelle, che magari sembra qualcosa di aggressivo, mi piacerebbe che ci fossero degli ascoltatori attenti, quindi tutte le persone che sono intorno quando colgono che la persona ha un ritiro sociale, per esempio, se effettivamente non amici, non parla con nessuno, cominciamo a domandarci io in prima persona cosa posso fare, che non è semplicemente denunciare, certo, ma attivare gli occhi e le orecchie per riuscire a cogliere effettivamente se c'è un disagio. Già questo potrebbe aiutare la persona a tornare un po' indietro e magari certo, anche a chiedere aiuto ai servizi. Ecco, prima di chiudere volevo chiederle questo, c'è però una sorta ancora di vergogna da parte delle famiglie nel non denunciare, che è una parola bruttissima, ma nel segnalare che magari il proprio caro, il proprio figlio ha un problema? Sì, purtroppo sì, però questo stigma sociale è appunto ciò che poi può produrre problemi più grandi. Non dovremmo vergognarci di quello che è una malattia, come tante malattie, ma dovremmo chiedere aiuto per poter collaborare insieme, per poter far sì che queste persone si inseriscano alla meglio nella società, perché anche dire mettiamole da parte, togliamole dalla strada e non le vediamo più, sappiamo che non è una soluzione, certo, proprio perché abbiamo visto che durante il lockdown tutti questi ragazzini che erano effettivamente tagliati fuori dalla società prima o poi sono usciti fuori esprimendo la loro rabbia e quindi mettere semplicemente un muro non risolve i problemi ma li acuisce. Io la ringrazio, grazie davvero, grazie a Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine Psicologi del Veneto. Quindi la ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito, ci sarebbe veramente molto da dire perché è una questione molto complicata, come ha detto lei, non facile, non di facile discussione, non di facile soluzione ovviamente. Ne parleremo sicuramente poi nel corso delle nostre dirette, nel corso dei nostri telegiornali, sicuramente anche con la vicepresidente per fare chiarezza, insomma capire
vedere, cercare di capire che cosa si può fare per queste persone. Grazie davvero. Grazie a lei dell'invito. Grazie davvero. Termina qua questa diretta e niente, vi do appuntamento per questa sera al nostro telegiornale di Treviso. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.